Dal 17 anno ai 22 dal primo mese, per tutto il palazzo si sentì un gran sussurro. Nabucodonosor, re degli Assiriani, aveva deciduto di svendicarsi di ogni regione, come aveva detto lui. Clamassa convigne tutti i suoi graduati e i sorestanti, al tenere consei con loro in segreto, e al decidere con la sua autorità di fruciare di fonde fur ogni contrade. Allora a stabilire di copà tutti che non avevano stato all'ordine del re. Finito il consiglio, Nabucodonosor, re degli Assiriani, al mandà acclamò l'offerne, sorrestante in teste dei suoi soldati, il secondo dopo di lui. I disè: così al disi il gran re, paron di tutte le tiare. Ve, tu salteras fur come gno luctinent, e tu chiolaràs da urti int di mistier par con di guerre. 120.000 soldats a pit, e une buine drume di chiavai, con 12.000 chiavaliers. E marce, quintri, tutte la part a sorelle a mont, zacché che int mi ha disubbidit, quanche l'hai clamade. Ordeniur di preparatiare e aghe, parceche, cu la rabbia coai, o marciarai quintri di lor, cui pis dei miei soldats o taponarai tutta la faccia de tiare, e iu la sarai carafin dot. I lor feris aiemplaran li lor valades, e tutti rius e i flums, incolms dai lor cadavers, a stranfaran. Iu menarai prigioniers fin tai confins dal mont. Va, svelt, tache acchiappame chiste region. Se si metteran testos mans, tu mai passaras a mi pel dì del lor chiastec. Riguarda di che resisteran, il tuo vole non l'ha disparagnant nanche un di numer. Destiniu alla muerte e all'isrobaris di tutta la regione che ti hai mitut testos mans. Perché che io soi viv e vive e je la fuarce dal mio poder di re. O hai fevelat e dut chist lo fasarai con chiste man. Tu non stas garà su nessun ordine dal tuo paron, ma agis da ur che ti hai ordinat, senza piardi un momento di tempo. Gesù dal palazzo del suo re, Oloferne, al clamà con vigne tutti i principi, i generai, i graduati dall'esercito di Assur. Poi al contà tutti i soldati di valor, come che aveva ordinato il suo paron. 120.000, poi 12.000 arciers montati. Iu dispone in ordine di combattimento. Daspo al chiolè caimei, mus, mui, di non rivananche a contaiu, per portare i bagais. Piores, bus, un disordine di chiavres per mangiative. Ognuno al chiappà una buona scorte di robe di mangià,
e un buon rifornimento di aur e di arin tirat fur dal tasaur dal re. Allora, con tutto il suo esercito, al partì in spedizione denan dal re Nabucodonosor, per poter sommergere coi suoi chiars, cavaliers e soldati siels, tutta la regione a sorelle a Mont. Da ur di lui marciava una processione di oms di ogni razza, e andiere tank che someavin zupes, tanche il savalon de tiare. Non si rivares con nessun numero a dà un'idea di troscondiere. Si che dunque a lasciare in Ninive e a marciare in partridis in direzione de piane di Bectilet. Di Bectilet all'erin accampassi ad or dai mons, che son a ciampe de alte cilice. Di lì, con tutto il suo esercito, soldati sapit, cavaliers e chiars, Oloferne a lei in dentre de bande das mons. Al fisca lud e fud, a rapinà tutti i figli di Rassis e che di Ismael, inchiantonas ad or dal deserto a misdì di Celeon. Al passare l'Eufrat, al traversare la Mesopotamia, al sdrumà di fonde fur dutis lissitas rinforciadis, che tegnin di voli e riul di Abrone, e arriva fin al mar. Po al chiapà biei tox de cilice, frucant chi tignivin dur, e arriva fin tai confins di Jefet, de bande di Zot, in face de Arabie. Al cerclà duci Madianis, al brusà i lor campaments e al raffà li lor stales. Daspò alle io te plane di Damasc, juste quanche atavin forment. Al de foc ad duc i lor chiams. Al fases pari bestiam minut e grand. Al strafui dut cel calchiatata svilis. Al balinà lis campagnis e al passà fil di spade duc i lor zovins. Dui chi de queste aierin spasemas e a sbalsavin di terror. Chi di Sidon e di Tir, chi di Sur, di Ochine e di Emnaan, la India Sdot e di Ascalon urdeve di volte il sanc. Allora a mandarin di lui un pos di mes per trattare la paz. I diserin, o sen i fameis del gran re Nabucodonosor, e si buttin in genoglon denan di te. Fas di no c'è che ti plasarà. Ve, li nestris chiases, i tamars dei nestres nemai, dute la nestre tiare, duci chiams di forment, il bestiam minut e grand, duci siarais dei nestris campaments, e son a tu disposizione, dopriu, da ur che ti samearà ben. Anche li nestre citas, cu la lor int, e son so di te, anin e trattilis, come che ti par e plas. Chi schioms si presentarin di Oloferne e i faserin rapport, così e così.
Allora lui, cui siei soldas, al dismontaiò viars le queste, a stabilì presidis in dutis licitas rinforciatis, e al prelevà int scelte e truppis in cas di disbisugne. La in di cheste citas e di chest dulintor i faserin bon accet, cun tan di zois, e a balarin a sun di tamburei. Ma lui al fiscai stes i lor santuares e al taià i bos sacrai, conformings dai ordins ch'al veve vut, displantaiò i dius dal loc, per obleà la int a adorà dome Nabucodonosor, e adoprà ogni miec, perché ogni lenghe e ogni ghiarniassie lu preas tanche un dio. Arrivà cussei in face di Estralon, d'oglie di Dotain, una borgade mitude propi denan de grande chiadene di mons de Giudee. Si campà ien Frigebe e Scitopoli, e Oloferne arrestà lì un mes intier, per tornà a rifurnè tut il so esercit.